Amici sportivi di Avelia, bentornati sui nostri canali e buon venerdì sera. Torna l'appuntamento con il calcio a 5, girone unico del Veneto, e Verona questa sera continua o cerca di continuare la sua cavalcata al primo posto della classifica. Oggi avversario ostico, la Futsal Marco Polo, che ben ha figurato nelle ultime di campionato, ma ne parleremo nel corso della partita. Andiamo a presentare le formazioni. Partiamo subito dalla formazione ospite con il numero 1 Di Candia, con il numero 3 Zanin, con il numero 4 Ringhis, con il numero 5 Callegari, con il numero 6 Bolgan, numero 7 Azzalin, numero 9 Bertiato, numero 11 Colledan, numero 26 Tedesco, numero 25 Vecchiuzzo, numero 21 Scantamburlo, numero 45 Baratella. Allenatore signor Scarpa Andrea. E andiamo a presentare la formazione di casa con Di Fazio con il numero 1, Sabattino con il numero 3, Menegazzo con il numero 6, Galliano con il numero 7, Fantasia con il numero 8, numero 10 Capitan Campana, numero 11 El Burati, numero 16 Donin, numero 17 Ciurnelli, numero 21 Fami, numero 22 Agudelo e numero 23 Morbioli. Allenatore signor Carlos Bruno Giorgio. Le squadre sono già scese sul parquet di gioco. Ultimi consigli dei due allenatori prima di disputare quella che sarà sicuramente una partita interessante, di alto livello, di alta quota in classifica, perché Verona, come detto, occupa la prima posizione con 40 punti, ma la Futsal Marco Polo insegue a soli 6 lunghezze di distanza con 34 punti all'attivo. Per l'esattezza, Verona arriva a questa partita con 13 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte. La formazione ospite ci arriva con 11 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte all'attivo. Comunque un bel percorso anche quello della formazione ospite, in tenuta rosa-nero come da colori sociali. Attaccheranno da sinistra verso destra, Verona da destra verso sinistra con la consueta divisa giallo-blu. La partita è già iniziata con Vecchiuzzo che lascia sfilare sul fondo il pallone e Baratella lo rimette in gioco. Ancora Vecchiuzzo per Callegari, il lancio sempre per lo stesso Vecchiuzzo, buono l'aggancio, difficile però tenerla lì a portata. Poi Fami, un attimo di indecisione qui in difesa, mette ordine Callegari in rimessa. È stata un'altra grande vittoria per Verona nella scorsa giornata di campionato sul campo della Vigoreal. Avversario sempre molto ostico. Subito Menegazzo prova la conclusione al limite dell'area, non ha preso bene il pallone con il destro, termina sul fondo. Lascia sfilare il pallone Colledan, ma l'ultimo tocco è il suo, dice il direttore di gara. Allora, rimessa per Verona. Occhi puntati sui due bomber delle due squadre. Capitan Campana per la formazione di casa con 13 reti all'attivo, ma occhi puntati anche su Azzalin, che con 14 gol si prospetta davvero l'avversario più temibile per Verona questa sera. E in generale comunque è una futsal molto attiva dal punto di vista delle marcature. Il miglior attacco di questo girone veneto. È una partita delicata per Verona questa sera. Campana prova a servire Ciurnelli, provato proprio Azzalin qui a sfuggire a Campana sulla corsia di destra del campo. C'è stato il fallo del capitano giallo-blu.
sul punto di battuta Colledan e Callegari per la Futsal. Cerca un appoggio su Azzalin. Famì accompagna il numero 7 e gli spedisce il pallone in rimessa. Nuovamente toccata questa volta da Ciurnelli. Guadagna qualche metro Verona. Ruba qui il pallone Menegazzo. Bene, poi Famì crea il possesso giallo-blu. Campana, Menegazzo. Campana cerca Ciurnelli, buono l'anticipo di Azzalin, che qui poi torna a difendere il pallone, rubato poi dallo stesso Ciurnelli, lo rimette in gioco Verona. Famì. Buono il dribbling di Famì, lascia per Ciurnelli, non c'è spazio per il tiro, c'è però il tentativo di filtrante di Ciurnelli, intercettato per un momento da Vecchiuzzo, poi non va a buon fine Ciurnelli nello sfondamento. Eccolo qua, ancora Ciurnelli, potrebbe lasciare andare il destro, ci ripensa poi Vecchiuzzo, però ne esce bene, si guadagna anche la rimessa del portiere con il numero 45 Baratella. Ancora pallone recuperato qui da Verona, il fallo di Colledan su Ciurnelli, la punizione giallo-blu nella metacampo veneziana. Una buona presenza di pubblico questa sera. A 10 giornate dalla fine Verona inizia ad assaporare l'idea della vittoria del campionato e di conseguenza attira anche l'attenzione di qualche veronese in più qui al forum. Campana con il sinistro, esce di poco il suo pallone, la prima conclusione verso la porta della partita e la sferra il solito Campana. Proprio lui qui interviene in anticipo su Azzalin e concede la rimessa alla Futsal. Bertiato. Zanin. Buono qui l'anticipo di Menegazzo. Era riuscito ad anticipare Ringis, ma il pallone è finito di nuovo tra le mani della Futsal, restituito direttamente a Di Fazio. Può ripartire Menegazzo. Buono il break di Verona, buono anche però l'anticipo subito di Ringis. Poi si è preso qualche rischio il numero 4 della Futsal facendo un retropassaggio pericoloso a Baratella. Per un attimo non ne approfitta Ciurnelli. E allora riprende Verona con Famì, inciampa per un attimo su Tedesco, poi riparte l'azione di Verona. Buono l'inserimento di Menegazzo, servito bene da Ciurnelli, la conclusione in scivolata. Bertiato fa muro e difende molto bene. Rimessa per Verona. Siamo nel corso del quarto minuto del primo tempo, per chi si fosse messo all'ascolto solo ora. Verona, Futsal Marco Polo al momento ferma sullo 0-0. Il tentativo di deviazione di Ciurnelli, si fa trovare pronto Baratella. Poi il lancio per Zanin, fa buona guardia Campana. Menegazzo. Famì, Ciurnelli, difende benissimo Ciurnelli, poi libera il destro, lascia Campana, chiede l'1-2, non l'ha servito bene Campana, poi ha rischiato il pasticcio Ringis, addirittura con l'autogol è andata bene al numero 4 veneziano.
solo calcio d'angolo per Verona, ma buona l'azione di Ciurnelli che se l'è creata proprio da zero. E ancora Verona. Famì. Menegazzo, Ciurnelli, buono l'1-2 con Menegazzo. Non trova la deviazione Menegazzo. È stata una buona combinazione ancora una volta. Attenzione alla futsal con Zanin, il diagonale finisce di poco a lato. Occasione per Marco Polo nel corso del quinto minuto. Serie di cambi anche per Verona. Sono entrati Agudelo e Fantasia. Eccolo qui ancora Ciurnelli, buono l'appoggio per Fantasia. Si ritorna indietro da Campana. Chiede il filtrante Fantasia un po' lungo il tocco di Campana. Quindi si riparte con Bertiato che si libera di tutti gli avversari veronesi, poi calcia e la deviazione di Di Fazio finisce sul palo. 14 minuti e 50 secondi, grossa occasione per la futsal con il palo preso da Bertiato. È stata comunque fondamentale la deviazione nel numero 1 giallo-blu di Fazio. Fantasia. E come avete visto, una partita ricca di occasioni già da subito. Qui abbiamo visto il sinistro di Galliano, respinto da Baratella in corner. Poi fatica Agudelo qui a recuperare il pallone, ne chiede un altro, accontentato dal direttore di gara. Va, Agudelo lascia a Galliano. Donin sbatte sul muro di Ringis. La rimessa ancora per il numero 16 giallo-blu, Agudelo. Fantasia. Donin cerca di far uscire adesso Verona la futsal dalla propria area di rigore per cercare poi di colpirla con qualche tocco filtrante del solito Fantasia. Ci ha abituato tra assist e gol ad essere un grande interprete nello sbloccare le situazioni difficili per la formazione di Bruno Giorgio. Qui è lungo il passaggio di Baratella per Ringis. Sembra essere partita con il piede giusto comunque Verona. Galliano e adesso occupa la posizione di Ciurnelli, che è uscito un po' come prima punta, diciamo, come pivot, come si dice nel calcio a 5. La punta di riferimento per la squadra. Ancora rimessa per Verona. Agudelo. Fantasia, Agudelo. Steso Agudelo, tutto regolare. Il pallone finisce poi tra i piedi di Colledan, che riesce a distribuirlo bene per Ringis. Lo stende Fantasia. Fallo più tattico che cattivo, ovviamente quello del numero 8. Calcio di punizione per la futsal Marco Polo. Siamo nel corso del 7° minuto. C'è anche Callegari sul punto di battuta, il capitano della formazione veneziana. Vediamo se ne occuperà lui. L'appoggio invece è per Regnis, ancora indietro per Callegari. Non va a buon fine questo schema futsal. Callegari, ancora Azzalin. C'è la deviazione di Di Fazio. No, secondo il direttore di gara.
Donin. Agudelo, Fantasia, ha recuperato il pallone da Koledan, poi riperso Galliano in mezzo al campo, si libera di Azzalin, cerca il filtrante, viene steso, recupera Callegari, 2 contro 1, ma grande prodezza di Donin che salva il risultato. In inferiorità numerica fa una magia il numero 16 giallo-blu. Poi la conclusione di Galliano termina sul fondo, importantissimo il pallone recuperato da Donin, che stava per mandare Callegari davanti a Di Fazio. Donin. Agudelo. Fantasia. Lungo il passaggio di Donin per il giovane 22 di Verona. Attenzione qui, scoperta la difesa giallo-blu, il filtrante per Callegari era ottimo, quello creato da Azzalin, il diagonale del numero 5 della Futsal termina fuori. Agudelo, Donin. Si accentra Donin, lascia il pallone ad Agudelo, sono in 2 su di lui. Allora Donin cerca Galliano, anticipato. C'è anche Bolgan adesso che con il destro prova a servire la corrente Koledan sulla fascia sinistra, non arriva in tempo il numero 11 Rosanero. Partita molto tesa, squadre un po' contratte, per il momento poche occasioni da rete, sembrava un inizio molto più leggero, poi si fa sentire un po' comunque anche il rispetto per l'avversario. Come dicevamo, Verona gode del primato in campionato, ma la Futsal gode della miglior realizzazione in attacco del campionato, attacco più produttivo del girone. Possesso palla prolungato qui di Verona a cercare di far uscire la Futsal, compito riuscito con Fantasia che prova a incunearsi in area, poi non riesce a servire Galliano, arriva invece Donin. Galliano, Donin, pochi spazi per Verona, allora Galliano prova a lasciare andare il destro, trova il muro di Callegari. Donin, Fantasia, conclusione diretta, Baratella si fa trovare pronto, Azzalin bloccato da Fantasia, arriva anche Callegari, concede la rimessa a Verona, ma a centrocampo si lotta ad armi pari questa sera. Fantasia, Agudelo, Donin, Galliano, buon lavoro di difesa del pallone di Galliano, si punta Bolgan, il passaggio è buono per Donin che poi lascia sfilare ad Agudelo, forse ha perso l'attimo. Fantasia, occhio al suo mancino, sempre pericoloso, ci prova anche Agudelo, il rimpallo però lo sfavorisce, quindi la rimessa è per gli ospiti. Il rientrato in campo Vecchiuzzo cerca Callegari, braccato da Fantasia, ancora Vecchiuzzo, il diagonale di Fazio. Nuova rimessa per la formazione di mister Scarpa. Callegari ha cercato il cross, questa volta rimpallato, prova Agudelo qui a servire Fantasia, forse era meglio servire Galliano, stava andando solo davanti alla porta, poi intervento, attenzione, Azzalin si divora il gol. Azzalin
C'è stato un intervento duro, diciamo così, tra Fantasia e Volgan, che entrambi abbandonano il campo. È andata bene in questo caso a Verona, graziata dall'errore di Azzalin. Possesso giallo-blu che finisce qui per l'incomprensione tra Donin e Menegazzo. Difficile comunque creare occasioni. Squadra molto ostica. La Futsal Marco Polo. Verona ha le qualità e lo ha dimostrato per tutto il campionato di poter competere a tantissimi livelli. Ora il possesso per il rosanero, terminato con il passaggio sbagliato di Bertiato direttamente tra i piedi di Campana. Prosegue Verona, Menegazzo si libera molto bene di Vecchiuzzo. Menegazzo lascia a Campana, può liberare il destro. Campana viene esteso da Azzalin, non c'è fallo. Azzalin punta, Donin viene steso poi da Menegazzo, ma l'arbitro ha fermato il gioco non per il fallo ma per ammonire mister Bruno Giorgio, probabilmente per le lamentele sul mancato fischio della spinta su Campana, antecedente al contropiede veneziano. Sabatino è entrato sul parquet di gioco anche il numero 3 giallo-blu. Recupera il pallone Marco Polo, steso qui Bertiato, ammonito anche Campana, quindi partita dura, ostica, già il terzo fallo per Verona. Si fatica a trovare sbocchi verso la porta. Ci sono già due le occasioni pericolose create dagli ospiti. Una abbastanza clamorosa con Azzalin che ha graziato Di Fazio. Possesso palla Futsal, qui davvero troppo potente il passaggio di Zanin verso Bertiato. Rimessa per Verona. Il lancio di Campana per Ciurnelli, rientrato in campo dopo una breve pausa. E ancora qualche screzio tra Sabatino e Ringis. La rimessa è comunque per Verona. Sabatino. Cerca di nuovo Verona di far uscire la Futsal dalla sua metacampo, ma poi è impreciso il passaggio decisivo anche in questo caso, cercato da Ciurnelli, troppo lungo. Trova comunque molte difficoltà anche la Futsal a creare gioco sotto il pressing veronese e ne viene fuori una partita un po' contratta. Campana, Ciurnelli, l'appoggio, volante per Sabatino, occasione pericolosa, Campana con il destro, allarga troppo il piattone e finisce fuori. Però stavolta ottima la combinazione che ha portato al tiro Campana, bravo anche Sabatino ad accorgersi dopo il rimpallo dell'arrivo del compagno. È entrato Morbioli tra i pali, dare un po' di riposo a Di Fazio, mentre qui c'è il numero 3 Zanin spinto fuori dal terreno di gioco, tutto regolare per il direttore di gara, solo
rimessa laterale. Stesso Zanin va a battere. Possesso futsal con Bertiato, Vecchiuzzo, il tacco di Ringis ancora per Bertiato, buono l'anticipo di Campana, si sbarazza del pallone in fallo laterale e rientra anche Tedesco, quindi proprio inquadrato per far ripartire l'azione della futsal. La conclusione di Zanin ancora sul muro di Verona. Buona qui la combinazione Ringis Bertiato, è mancato l'aggancio per il numero 9. Non avrebbe potuto fare niente Morbioli qui in possesso di palla. Bene così quindi per Verona. Si può riprendere con Sabatino, pressato alto da Ringis. Se ne lamenta un po' anche con i compagni di squadra Sabatino, che vorrebbe più movimento dei compagni di squadra. Scivola qui Menegazzo, Bertiato non pareva vero, si rialza velocissimo Ciurnelli, si libera in mezzo a 3, Ciurnelli si guadagna un fallo. La punizione per Verona. Gesto d'intesa tra Ciurnelli e Zanin dopo il fallo, e ora sul punto di battuta Ciurnelli lascia a Campana. Viene chiamato però il time out dalla panchina di Verona. Siamo a 5 minuti e 45 secondi dalla conclusione di questo primo tempo. A reti inviolate, una rarità per quello che abbiamo visto in questa stagione qui alla GSM Forum, ma è anche il simbolo della difficoltà che entrambe le squadre hanno di fronte questa sera. Due formazioni di qualità che sono nei vertici della classifica generale. La sbloccheranno adesso gli episodi già in campo. La futsal per riprendere il gioco, come dicevamo, si riprenderà dalla punizione per Verona con Ciurnelli e Campana che ritornano sul punto di battuta. Vediamo se ripeteranno lo schema che stavano attuando prima del time out. Qualche gesto di stizza tra Sabatino e Baratella che è andato a disturbare Sabatino sulla linea di porta. Poi lo schema porta Sabatino in possesso di palla, il suo cross teso non trova compagni e finisce sul fondo. Baratella, Azzalin. Il lancio di Callegari è lungo, controlla Morbioli, fa ripartire per Menegazzo. Campana, Sabatino, Menegazzo, Ciurnelli, si punta Callegari, poi gli si presenta anche Zanin di fronte che gli ruba il pallone. Azzalin prova a saltare Menegazzo, viene steso ma non c'è fallo. Allora Menegazzo prova a servire Ciurnelli, ma buono il ritorno di Callegari a recuperare il pallone. Tedesco, Azzalin non riesce a restituire il pallone. Campana, la conclusione. Baratella si fa trovare pronto. Baratella sulla botta di Campana.
Rimessa Verona. Intanto qualche lamentela dalla panchina della Futsal, ma è Verona in attacco adesso con Campana. Ha provato il destro, se la ritrova addosso praticamente Baratella, che non può fare altro che deviarla in corner, mentre c'è ancora discussioni in corso tra la panchina della Futsal con il mister Rosanero e il direttore di gara. Futsal in avanti con Ledan, che ha provato un colpo di tacco interessante, poi Callegari in possesso, Tedesco. Colledan gioca con il pallone Colledan per distrarre Campana. Tedesco sbaglia il passaggio e per un attimo ha rischiato il break. Ancora Tedesco, perde il pallone, arriva Ciurnelli, lo lascia Sabatino, sporcata la conclusione di Sabatino e finisce fuori. È mancata un po' del killer instinct qui a Sabatino, mentre ritornano in campo Famì e Di Fazio. Famì, Menegazzo, Fantasia, si libera bene Ciurnelli, Verona in vantaggio. Ciurnelli a 3:40 dalla fine. Ciurnelli difende alla grande il pallone da grande boa qual è, e poi con l'esterno destro punisce Baratella. Verona in vantaggio, e come dicevamo questa partita la possono risolvere gli episodi, e uno di questi episodi è il talento di Ciurnelli. Spalle alla porta, un lavoro importantissimo e porta in vantaggio Verona. Qui Baratella costretto ad allontanare la sfera dopo il retropassaggio di Tedesco. Verona ha 3 minuti e 21 secondi adesso per provare a colpire prima della fine del primo tempo, un momento magari di disorientamento degli ospiti dopo il gol di Ciurnelli. Bertiato, Callegari, Colledan. Bertiato si propone Azzalin, Bertiato preferisce Callegari. Eccolo Azzalin, prova a liberare il sinistro, viene anticipato bene dal duo Famì Fantasia. Tanto si lamenta qui panchina di Verona per la decisione del direttore di gara, che assegna la rimessa alla Futsal. Sembrava abbastanza evidente il tocco in favore di Verona. Attenzione, poi Famì che sbaglia il retropassaggio. Azzalin, Di Fazio sicuro in presa. Un po' tenera qui la conclusione di Azzalin, che questa sera certamente, o almeno fino a questo momento, non ha brillato. Ha comunque tutto il secondo tempo dalla sua, e questo finale di primo tempo, scontro in mezzo al campo tra Fantasia e Ringis. Il rimpallo favorisce Verona con Galliano in possesso anticipato. Bertiato prova a saltare via tutti, Fantasia spedisce il pallone in tribuna. Si è accesa un po' la partita dal punto di vista anche della tensione, qualche scontro duro in campo. Stava anticipando Fantasia qui Ringis, e sarebbe stato un contropiede devastante
Ha mancato però il pallone Fantasia e Ringis l'ha deviato in rimessa. Zanin che brecca Galliano, ma si libera il numero 7 veronese, lascia andare il destro sul fondo. Baratella, Menegazzo di testa, allontana. Ora Verona cerca più che altro di resistere adesso alla risposta della Futsal Marco Polo, che sta tentando di reagire un po' distinto, un po' di rabbia dopo il gol preso poco fa. Fantasia cerca Galliano, attenzione che c'è l'1 contro 1, Galliano si libera, Baratella blocca, poi sbaglia anche il passaggio Baratella nel tentativo di servire Vecchiuzzo. Può riprendere con comodità Verona, 1 minuto 20 secondi alla conclusione. Bello l'inserimento di Galliano, 2 contro 2 con Fantasia, che poi però preferisce temporeggiare, tornare indietro. Menegazzo, ancora Fantasia. Eccolo qui l'appoggio, buono per Galliano. Agudelo. Gioco di gambe per Agudelo, serve Fantasia, Verona fa scorrere il cronometro. Fantasia vince il rimpallo, un po' rischioso con Bertiato, e allora tocco di Fantasia per Galliano, troppo lungo, Zanin in anticipo controlla. Ringis. Bertiato, bello il tocco sotto, anticipato però Vecchiuzzo da Fantasia. 26 secondi al termine di questo primo tempo, che si è acceso in questo finale di gara. E seguì errore di Zanin in questi minuti, diciamo un po' distinto la Futsal, ma con poche idee ha cercato di colpire Verona. Bertiato in rimessa laterale, 10 secondi alla fine, c'è il fallo di Fantasia su Ringis. Si lamenta molto il pubblico di fede veronese, mentre chiama time out la panchina di Futsal Marco Polo per discutere ovviamente più che altro di come battere questa punizione importante, visto che a 7 secondi dalla fine naturalmente chiuderà questa prima frazione di gioco. Ultimi consigli anche per mister Bruno Giorgio su come resistere a questo ultimo pericolo del primo tempo. Vediamo chi si incaricherà della battuta. Bertiato contro Di Fazio, l'appoggio invece per Callegari. Callegari si fa ipnotizzare da Di Fazio, che riesce quindi a difendere questo calcio di punizione. Finisce il primo tempo con Verona avanti per 1-0 con la rete di Ciurnelli al minuto 17. Piccolo break per noi e ritorniamo con il secondo tempo di Verona Futsal Marco Polo. State con noi.
Eccoci tornati, amici sportivi
di Avelia HD. Siamo tornati in diretta dal GSM Forum di Verona per il secondo tempo di Verona Calcio 5 Futsal Marco Polo. Ve lo ricordiamo, valevole per la 20ª giornata di campionato. Verona ha chiuso la prima frazione con un gol di vantaggio, quello segnato da Ciurnelli nel corso del 17° minuto di gioco, quindi sul finale del primo tempo, accendendo quella che è sembrata una partita difficile e contratta un po' per entrambe le squadre. Vediamo se questo secondo tempo la Futsal cercherà di spingere per trovare la parità, o se sarà la voglia di chiuderla di Verona a prevalere. Ciurnelli sul pallone, è proprio lui. Campana. Menegazzo fa passare il pallone Campana verso Ciurnelli, che però è isolato, allora deve tornare indietro da Menegazzo. Incomprensione qui tra Campana e Menegazzo. Palla finisce da Baratella, che fa ripartire l'azione per gli ospiti. Buono l'1-2 che porta Azzalina davanti a Di Fazio. Bravo Di Fazio a coprire. Vecchiuzzo cerca con le Dan, non preciso il suo sinistro in questo caso. Può riprendere Verona con la rimessa di Fazio. Il colpo di testa di Callegari anticipa Ciurnelli, ma è impreciso nel tentativo di servire Azzalin. Famì ancora per Ciurnelli. Callegari mette il pallone in fallo laterale. Campana, Menegazzo. Non va a buon fine, l'1-2. Buona la copertura di Vecchiuzzo. E allora si riparte dall'altra parte con Azzalin. Difficoltoso lo stop di Azzalin. Allora break di Verona, 3 contro 3. Ciurnelli prova il destro. Non preciso questa volta il numero 17 giallo-blu. Callegari gli ruba il pallone Famì solo per un attimo. Però poi guadagna la rimessa. Sì, ultimo tocco quindi del numero 5 rosanero. Quindi ancora Verona in possesso. Campana, Famì, si gioca sulla fascia destra. Preferisce ricambiare gioco Verona. Ciurnelli, 1-2, chiuso con Menegazzo, il destro di Menegazzo ribattuto. Stava provando a ripartire Bertiato, ma subito bloccato da Menegazzo. Callegari, buono il tocco per Azzalin. Manca l'aggancio ancora, il numero 7 della Futsal. Famì, tocco sotto a cercare Ciurnelli, che riesce in qualche modo a saltare il portiere e la mette in rete. Incredibile gol di Ciurnelli. 2-0 Verona. Nel corso del terzo minuto di gioco. Fortunato, bravo e fortunato in questo caso Ciurnelli a farsi trovare pronto dopo il rimpallo che ha sfavorito Baratella. Deposita in rete Ciurnelli, quindi doppietta personale. E ora c'è da gestire questo secondo tempo, ma anche da gestire la rabbia della Futsal, che qui ha provato con Bertiato subito ad affondare sulla destra. Menegazzo senza paura. Eccolo qua. Campana.
possesso prolungato per Verona, che ricordiamo arriva da una striscia importante di vittorie consecutive, 5 prima di questa partita, quindi a caccia della sesta. La formazione di Bruno Giorgio sta tentando di affondare il campionato. Qui Famì un po' troppo leggero nel disimpegno, recupera Futsal, Callegari, Di Fazio non gli lascia neanche il tempo di pensare, devia il pallone in corner. Azzalina la battuta, difettoso l'aggancio di Ringis sul passaggio di Azzalin, che si lamenta un po' col compagno. Famì sbaglia ancora una volta il disimpegno, ancora adesso Futsal con Azzalin, può liberare il sinistro braccato da 2 uomini, steso, fallo secondo il direttore di gara. Punizione da zona pericolosa. Mister Bruno Giorgio toglie Famì, un po' deconcentrato in questo ultimo minuto di gioco, con 2 disimpegni un po' a cuor leggero. Bertiato sul punto di battuta, Ciurnelli in barriera, Fantasia sul palo, palla fuori per Ringis, la conclusione del numero 4 termina fuori. Di Fazio cerca Ciurnelli, l'aggancio difficile, non riuscito da Ciurnelli. Bertiato, Azzalin, Ringis, ancora Azzalin, riesce con un tocco a liberarsi da un problema, poi la palla finisce da Bertiato che guadagna una rimessa laterale. Callegari, Azzalin, prova il tacco per servire Ringis, ma il compagno non lo segue. Rimessa ancora a Futsal. Ringis steso, non c'è fallo, può ripartire Agudelo, attenzione che c'è spazio per il numero 22 che poi si ferma e consente il recupero di Callegari. Fantasia, Agudelo rischia qui il rimpallo, poi Fantasia nel dubbio allontana. Un po' di forze fresche in campo anche per la Futsal. È rientrato sul terreno di gioco Zanin e fa il suo ingresso invece Scantamburlo qui in possesso di palla. Si libera subito di 2 uomini e poi prova la conclusione il numero 21 rosanero, palla fuori. Galliano si porta il pallone sul destro, prova a fintare la conclusione ma perde il pallone, occhio al break. Ringis, Scantamburlo, conclusione, bravo Fantasia a immolarsi nella difesa della porta di Di Fazio. Compito riuscito alla grande. Ancora Scantamburlo, rimessa. Bertiato, tocco sotto di Bertiato per Ringis che ha provato a stoppare il pallone. Era difficile anche trovare un modo di calciarlo qui verso la porta ad altezza, a metà d'altezza, ecco, del corpo. Buon per Verona che può ripartire qui con Galliano. Donin si trova circondato, Donin cerca di nuovo Galliano. Fantasia, Donin, Fantasia prova a lanciare Galliano, difende bene Zanin, può ripartire quindi Baratella. No, è rimessa secondo il direttore di gara e non rimessa dal fondo. Battuta quindi da Zanin. Bertiato, Ringis, perde il pallone qui Ringis, lo recupera Agudelo.
tempo scorre, questo ovviamente giova a Verona. Siamo nel corso del 7° minuto dei 20 previsti per questo secondo tempo. E Verona per il momento sta gestendo il vantaggio di 2 reti. Agudelo qui anticipato da Bertiato in fallo laterale. Non sta mancando comunque l'intensità di Verona anche dopo il doppio vantaggio. E certamente dimostra la bontà della sua rosa. Sta continuando a mantenere alto il livello anche dopo i vari cambi nel corso di questo secondo tempo. Si lamenta Vecchiuzzo con il direttore di gara, voleva il fallo laterale, poi Donin sbaglia completamente il passaggio, regala la rimessa a Marco Polo. Ringis affonda, prova il cross teso, cercato Vecchiuzzo di intervenire, la deviazione invece è di Di Fazio. Ancora possesso, Scantamburlo filtrante per Zanin e Di Fazio, ancora Di Fazio salva il risultato. Conclusione di Vecchiuzzo, fuori di poco. Può ripartire Verona con il possesso. Qui Famì cercava l'inserimento di Donin, non si sono capiti i due. Buon per la Futsal che quindi riparte con Baratella, anche se siamo quasi a ridosso della metà del secondo tempo e Verona sta per il momento riuscendo a bloccare gli ospiti nel tentativo di rimonta. Fantasia. Famì prova la conclusione diretta, palla rimbalza e arriva sui piedi di Marco Polo, che qui con Fantasia che concede il corner, poi non concede invece le distanze e viene ammonito. Ha cercato di battere subito Vecchiuzzo, non si è tolto Fantasia, si prende la munizione. Il gioco anche un po' di nervi qui, sono tesissimi per gli ospiti in questo momento. C'è un fischio del direttore di gara. È sbagliato il punto di battuta di Vecchiuzzo, fa ripetere l'arbitro. No, l'arbitro ha concesso una punizione, ma non hanno capito i giocatori il motivo. Qualche lamentela proprio davanti a Bruno Giorgio. Il direttore di gara poi va a rivolgersi anche verso la panchina di Verona. Fatto sta che si batte questo calcio di punizione con Vecchiuzzo che lascia fuori per Callegari. Il suo sinistro è altissimo. Galliano. Donin, Famì. Famì si libera con un tunnel, poi prova la conclusione diretta. Ha tentato una grande giocata qui Famì. 7 gol per Famì in questo campionato. Cambi, rientrano Campana, Menegazzo e Ciurnelli. Eccolo qui subito servito, c'è il tocco di Vecchiuzzo che lo mette un po' fuori causa. Interviene Baratella. Campana prova a servire Ciurnelli, è stato bravo qui Callegari a interporsi tra il numero 17 e il pallone.
Campana, tiro cross di petto, addirittura Ciurnelli ha provato a battere Baratella. Non gli manca di certo la fantasia a Ciurnelli, importante andare verso la porta. C'è la conclusione qui di Callegari, non deviata da Di Fazio secondo il direttore di gara, tra le vivaci proteste degli ospiti. A rendere ancora più tesi i nervi già tesissimi che si avvertono adesso sul parquet di gioco. Anche l'importanza della partita ha il suo motivo di tutto questo nervosismo. Attenzione a Callegari che si inserisce, poi prova un passaggio verso Tedesco, viene anche steso, poi Menegazzo si è lamentato del tuffo eccessivo. Oramai qui siamo davvero ai ferri corti, diciamo, tra le due squadre, per quanto riguarda comunque nervi tesi e interventi duri, con il vantaggio però che Verona si porta appresso di 2 gol del numero 17 Ciurnelli. Campana, Fami, Ciurnelli chiude l'1-2, Campana, attenzione, errore della difesa della Futsal, si mangia il gol Campana davanti a Baratella. Grossissima occasione per Verona. C'è stato un errore di Azzolin, attenzione, poi dall'altra parte Bertiato al volo a momenti imperserisce Di Fazio. Dicevo, c'è stato un errore abbastanza strano tra Callegari e Azzolin, hanno regalato praticamente il pallone a Campana, che oggi non riesce a trovare il gol. I due, diciamo, capocannonieri di entrambe le squadre questa sera a secco, 27 gol in 2 tra Campana e Azzolin, e questa sera se ne sono mangiati entrambi di gol. Intanto Menegazzo si libera molto bene di 2, poi con l'appoggio di Campana, servito anche in fase offensiva, interviene Baratella e allontana Fami. 9 minuti e 30 alla fine, 1-2 Campana, Ciurnelli non chiuso, e allora Callegari lascia Bertioli. Bertioli, il tiro fuori con la punta. Bertiato ci ha provato, intervento duro proprio di Bertiato su Fami che rimane a terra. Ne approfitta per fare un cambio la Futsal, rientra Vecchiuzzo in campo mentre Fami, dolorante, esce e lascia il posto ad Agudelo. E quindi dicevamo 9 minuti 10 secondi al termine di questa 20ª giornata di campionato. Verona al momento conduce per 2-0, ma è tutt'altro che chiusa questa partita. Baratella, Azzolin, Vecchiuzzo prova la conclusione, Agudelo la devia per un attimo, poi si gira Callegari, ma non trova la porta. Agudelo, è rientrato anche Sabatino, qui in possesso per Menegazzo, tunnel di Menegazzo per Sabatino, che poi trova Azzolin a rubargli il pallone. Attenzione perché arriva Ciurnelli, glielo sradica di torno, Sabatino
in due tempi Baratella, bravo. Azzolin, possesso per Azzolin, lascia Callegari, breccato da due difensori giallo-blu. Riesce Verona infatti a rubare la palla, sembra davvero fastidiosissimo il pressing di Verona, e anche qui Ciurnelli ruba il pallone. Fa molta fatica la Futsal a creare gioco, perché Verona non sta mollando un centimetro per quanto concerne la fase difensiva, e lo stiamo vedendo comunque in molti frangenti. Attenzione qui a Callegari, può lasciare andare a sinistra ancora Menegazzo, e chiama il tempo la panchina, la Futsal. A 7 minuti e 40 dalla conclusione. Le indicazioni per Andrea Scarpa e per Bruno Giorgio, ovviamente di tenore opposto. Il mister Rosanero deve un po' sbrogliare la matassa dei suoi ragazzi, che stanno facendo un po' di fatica a trovare la porta di Di Fazio, e ancor meno ovviamente la rete, che oggi segna la casella 0 per il momento del miglior attacco del campionato, e quindi il merito va assolutamente alla capolista, che torna adesso in campo per tutelare questo doppio vantaggio acquisito con un gol per tempo e resistere all'assalto degli ospiti. Bertioli prova a giocarsela tutta Marco Polo, con Bertioli come portiere volante. Attenzione, Ringis non aggancia questo pallone davanti a Di Fazio e di conseguenza spreca un'occasione. Poi la spreca anche Verona in ripartenza, regalando la palla. Attenzione, buono il filtrante a cercare Tedesco, anticipato da Di Fazio, bravo a leggere sempre bene la situazione. Rimane Bertiato in porta e lascia per il momento fuori Baratella. Pecchiuzzo, Bertiato, Ringis, Bertiato. La conclusione di Vecchiuzzo, ribattuta da Galliano. Fa muro Verona, il tiro di Bertiato viene deviato in corner. Si sbilancia nettamente in attacco la Futsal in questo ultimo scorcio, ultimo quarto di gara. Conclusione di Ringis, ribattuta, ancora Bertiato. In totale fase difensiva adesso Verona. Bertiato, diagonale per Vecchiuzzo. Vecchiuzzo e Tedesco e Bertiato continuano a scambiarsi il pallone. Filtrante a cercare Ringis, non trova però numero 4 la deviazione. Tempo chiamato da Verona, probabilmente per ridisporre la fase difensiva dopo questa mossa da tutto per tutto di Andrea Scarpa. Fase molto tesa della partita. La panchina di Marco Polo si intravedono la tensione e il nervosismo dei rosanero per questo difficile tentativo di rimonta.
È ritornato Baratella tra i pali perché il possesso è per Verona. Il lancio di Famì a cercare Ciurnelli, si lamenta con il direttore di gara per un possibile fallo. Tedesco, lancio a cercare Callegari, l'anticipo di Famì. È tornato Bertiato a vestire i panni di Baratella in zona offensiva. Bertiato, Vecchiuzzo, prova il tiro Bertiato, ma c'è poco margine, è ben coperta la difesa di Verona. Ciurnelli, Famì, Campana, 5 minuti e 29 secondi al termine di questa partita. Il tempo scorre e ovviamente giova a Verona. Campana si guadagna un'altra rimessa. Possesso Verona con Menegazzo. Sbaglia il passaggio Famì, lo recupera Callegari. Ringis, Tedesco sbaglia. Passaggio il numero 26 veneziano. Ciurnelli poi si libera di Callegari, trattenuto vistosamente. Ciurnelli ha ammonito il capitano rosanero e punizione in zona pericolosa per Verona. Il solito duo Campana-Ciurnelli quando si batte una punizione pericolosa. Abbiamo visto nel corso del campionato varie idee sfornate da Verona per quanto riguarda i calci piazzati, alcune anche molto interessanti e vincenti. Vediamo come prova adesso Campana, prova direttamente la conclusione, finisce fuori. Di possesso di nuovo per gli ospiti con Ringis, recupera pallone Verona. Ciurnelli, il tunnel di Ciurnelli a Vecchiuzzo per servire Famì, forse non ci ha creduto tantissimo neanche Famì. Callegari perde il pallone da Famì che si mangia il gol del 3-0 a 4 minuti dalla fine. Se l'è divorato Famì, il gol che probabilmente avrebbe chiuso la partita, ma adesso è Verona che ha preso l'iniziativa. Menegazzo semina il panico sulla corsia di destra. Rimessa Verona, che sembra aver preso l'iniziativa in questo finale. Di Fazio, lancio per Ciurnelli, solito grande lavoro di Ciurnelli, spalle alla porta, poi prova a servire Famì, anticipato, recupera Vecchiuzzo. Ringis, ancora Vecchiuzzo. Tedesco. Vecchiuzzo, attenzione a pressing di Verona, senza paura, nonostante la superiorità numerica adesso degli ospiti. Senza alcun timore Verona. Palla per Tedesco. Bertiato. Vecchiuzzo. Prova la conclusione. Vecchiuzzo ribattuta. Ancora Bertiato. Il cronometro sta scorrendo. Tedesco. Si avventa su di lui. Menegazzo, Tedesco. La mette al centro Campana. La mette fuori. Ultimo scorcio di gara per Verona in fase difensiva e per la Futsal in attacco.
recupera la palla qui Verona, attenzione al contropiede, Ciurnelli, semina il panico Ciurnelli, davanti al portiere, serve Famì che non arriva sul pallone, forse un eccesso di altruismo qui di Ciurnelli che voleva premiare il compagno e va a finire per sprecare ancora una volta il gol del 3-0. Tedesco si libera di Menegazzo, Callegari, Menegazzo è ovunque. Rimessa per la Futsal. È rientrato anche Bolgan sul parquet di gioco per questo finale. 2 minuti 48 secondi. Bertiato. La superiorità numerica degli ospiti in questi ultimi 4 minuti ha portato praticamente a solo questa conclusione proprio appena avvenuta di Bolgan, ma davvero troppo poco. Contropiede di Verona, Agudelu sbaglia il passaggio, poi Campana conclude fuori. Un po' di confusione, sono saltati tutti gli schemi adesso. Tedesco, Agudelu bravo, chiudegli lo spazio. La rimessa, Bolgan in possesso, ancora Bertiato, Tedesco in mezzo, la deviazione di Campana quasi va in porta, poi Di Fazio prova direttamente la conclusione, termina fuori di pochissimo. Ha rischiato l'Eurogol Di Fazio. Baratella lancia Tedesco, lo stop di Tedesco è buono, arrivano in 2 a rubargli il pallone. Ciurnelli spinto ma decide di restare in piedi, far trascorrere il tempo. Agudelu con un numero si libera di Tedesco e si guadagna anche il fallo. Punizione per Verona. Un minuto e 37 alla fine, comincia a concretizzarsi questa 6ª vittoria consecutiva per la formazione di casa. Campana sul punto di battuta. Vediamo come gestisce questo finale Verona. Cerca Campana il possesso, cerca ovviamente di far scorrere il cronometro Verona. Callegari, Bolgan perde il pallone, lo recupera Campana, lo riperde però Campana qui, ma lo riperde anche la Futsal. Agudelu con un numero si libera di 2 uomini a servire Campana, la palla finisce da Baratella e manca poi però l'aggancio. Vecchiuzzo, tra lo sconforto ormai dei compagni di squadra che sembrano non crederci più. Qui forse un fallo su Galliano, tutto regolare per il direttore di gara. Allora Vecchiuzzo riparte, Ringis, errore di Vecchiuzzo, regala la palla a Fantasia, poi prova la conclusione, c'è la deviazione però di Vecchiuzzo ed è corner per Verona. Meno di un minuto alla fine, è Verona che attacca, Verona che varie volte ha rischiato di trovare il 3° gol. Se proprio vogliamo trovare un difetto di questa sera, la formazione di Bruno Giorgio invece perfetta per il momento in fase difensiva. Ultimo minuto di gara. Bolgan, Callegari, c'è Fantasia a proteggere in area. Bertiato, non passa Bertiato,
C'è un muro giallo-blu che difende la porta di Di Fazio. 22 secondi alla fine, la palla per Vecchiuzzo in area di rigore, la lascia Regis, ribattuto, c'è il contropiede per Verona, prova Galliano, la para Bertiatto, arriva Agudelu, deviazione, Galliano, Bertiatto para incredibilmente, ma finisce qui. Sesta vittoria consecutiva per Verona e continua quindi la cavalcata giallo-blu. Una stagione che si sta rivelando incredibile, quella di Verona. E che sta regalando davvero soddisfazioni agli appassionati di calcio a 5, ormai sempre più numerosi qui alla GSM Forum. Noi vi ringraziamo per averci seguito, vi lasciamo con queste immagini dei giocatori che si salutano a metà campo e che si prendono gli applausi. Appuntamento alle prossime partite casalinghe di Verona e appuntamento sempre qui naturalmente sui canali di Avelia HD. Buonanotte a tutti quanti.